Siamo sempre al Vinitaly 2019, siamo in questo bellissimo spazio del Consorzio di Tutela Soave, uno spazio che ospita ogni giorno, ogni momento ospiti, perché è una fiera che in qualche modo ha sempre qualcosa da dire. Siamo in compagnia del direttore Aldo Lorenzoni. Aldo, questa è una fiera indispensabile per questo settore e si conferma in ogni momento. Sì, c'era tanta attesa perché in particolare noi siamo andati a vedere cosa succede nelle altre fiere internazionali del settore, quindi Parigi e Düsseldorf tra febbraio e marzo. Aprile era per noi importante per testare e onestamente già il primo giorno vedere questo corridoio, questo padiglione 5 tra la F e la G sempre pieno, abbiamo più di 25 aziende, stanno crescendo di anno in anno e direi già il mezzogiorno del primo giorno avevamo già capito che era un'edizione speciale. Stiamo scollinando, terza giornata, abbiamo numeri incredibili ma soprattutto abbiamo il sorriso dei nostri produttori. Abbiamo un ospite d'eccezione qui, ce lo presenti Aldo? Abbiamo il presidente di Fiera Verona, Maurizio Danese. Volevamo da lui un po' capire quanta fatica per mettere insieme una fiera così articolata, complessa, le attese e poi anche capire se abbiamo già dei numeri, delle conferme. Presidente, allora questa realtà della Fiera di Verona si conferma sempre più importante, ogni edizione ovviamente riconoscimenti in ascesa. Sì, noi siamo particolarmente interessati alla qualità di chi entra in fiera, quindi la qualità del buyer, del visitatore. È il Vinitaly più grande di sempre, come abbiamo già dichiarato all'apertura, con 4.600 espositori, 140 in più rispetto all'anno precedente, ma quello che più conta è che abbiamo una grandissima risposta positiva in crescita rispetto all'anno precedente di buyer sia dagli Stati Uniti che dalla Cina che dall'Asia, per mercati per noi molto importanti. Su questi due mercati il cui valore del vino di importazione sommato oggi supera quello dell'Europa, noi abbiamo deciso come Verona Fiera di aprire due piattaforme costanti, permanenti, una in Cina che la comunicheremo domani, una nuova società e la prima edizione la faremo nel 2020 e una negli Stati Uniti, la quale prima edizione pensiamo di farla nel 2022. Direttore, questa mattina abbiamo visto parecchi buyer anche qui. Sono sempre stati qui onestamente, questa mattina c'erano soprattutto giapponesi, mentre nei primi 2 giorni ho visto tanta Germania e Inghilterra e soprattutto Est Europa. Un pochino sulla Cina abbiamo come si può dire, ritorni non sempre positivi, ci abbiamo creduto e qualche delusione è arrivata. Confidiamo molto su questa iniziativa della fiera perché consentirà finalmente alle imprese di avere un posizionamento stabile, mi pare di capire così. Allora, sicuramente rispetto ai nostri cugini francesi noi andiamo all'estero a fare promozioni in modo un po' diverso, i francesi lo fanno sotto un'unica bandiera, noi invece andiamo molto divisi. Credo che ormai la Cina, e il ministro Citinaio l'ha già dichiarato, dovrà essere affrontata tutti assieme sotto un unico brand, sotto un unico cappello. Però per fare un piccolo riferimento, il mercato tedesco, che è il secondo per importanza per noi, paga 1,8 euro al litro il nostro prodotto, il mercato cinese paga 4 euro al litro, quindi se noi riusciamo, rimanendo assieme, a entrare in quel mercato, credo che avremo molta più soddisfazione per i nostri produttori. Direi, questi dati sono rassicuranti come valore, no? No, io direi che il Presidente ci dà 2 ottimi messaggi. Primo, che lo stato di salute del Vinitaly e la voglia di fare di Verona Fiere è forte, no? E quindi sono forti, è stata una bella dimostrazione di forza, di organizzazione e di efficienza. E poi ci faranno vedere qualcosa di nuovo. Tutti i nostri produttori sono molto attenti alle novità che arrivano da questa macchina organizzativa che si chiama Verona Fiere. Bene. Aspettiamo i produttori di Soave di Durello in Cina alla nostra fiera nel 2020. E un brindisi ci vuole. Cin cin.